Tempio Ossario è ufficialmente un luogo del cuore. L'edificio sacro, infatti, è stato uno degli spazi più votati in occasione del 9° censimento biennale organizzato dal FAI nazionale e che ha visto la delegazione bassanese scegliere proprio il Tempio, che conserva i resti di oltre 5.000 giovani caduti per difendere la patria. 37.500 sono stati i beni che sono stati scelti. In questo grande numero il Tempio Ossario è il quarto bene più votato nel Veneto, con 3.750 voti, per cui ci siamo localizzati in questa classifica veramente molto bene. A livello nazionale il Tempio Ossario ha raggiunto la 127ª posizione, a dimostrazione che si tratta di un luogo amato non solo dai bassanesi. È un bene che è quasi unico in Italia, ce ne sono 2 Tempi Ossari in tutta Italia, per cui è una tipologia di bene che non è molto comune, molto conosciuta, però chi lo conosce, e vi assicuro che abbiamo avuto firme da tutto il mondo veramente, e di questo ne siamo grati. Nei prossimi mesi all'interno del Tempio sarà collocata una targa a ricordo del risultato ottenuto e con la forza data da migliaia di voti il FAI è già pronto a tornare alla carica perché il tanto atteso restauro venga finalmente completato. Quando andremo dal sindaco, quando andremo dal comitato, riapriamo il Tempio Ossario per dire: signori, i lavori vanno avanti, riusciamo a togliere queste transenne che da anni oscurano questa bella facciata, gli interni, in modo da poter magari risentire e celebrare una messa. Ecco, questo sarà nostro compito.